Quinta corsa condizionata per cavalli di 4 anni, sono 8 dietro le ali dell'autostart. Lo schieramento: 1 Brigidella, 2 Baria Ama, 3 Baltimora dei Mag, 4 Bomber B, 5 Banana Rama Jet, 6 Bamako dei Greppi, seconda linea 7 Byron del Ronco, 8 Buzz Stecca. Favori sono per Baria Ama, Leonardo Vastano in sediolo, alternativa principale Bomber B, Mauro Biasuzzi. Ancora un centinaio di metri allo stacco. Partiti con Bomber B velocissimo che assume l'iniziativa nei confronti di Brigidella. Baria Ama all'esterno che cerca di accodarsi seconda e lo fa dopo 6, Bamako dei 150 metri. Greppi, La squalifica invece per Bamako dei Greppi. E così 200 metri iniziali molto svelti, 14,4 per Bomber B, che ha conquistato il comando di pacca e ora guida nei confronti di Baria Ama e Brigidella. Se ne vanno i primi 400 metri di gara con Bomber B che li può completare in 29,3. Baria Ama nella scia, poi Brigidella, ancora Baltimora dei Mag, quindi Byron del Ronco, via via gli altri, con all'esterno Banana Rama Jet. Intanto 44,9 per i 600 iniziali. Ora ha cercato di modellare l'andatura Mauro Biasuzzi in sediolo a Bomber B, in scia Baria Ama, in terza posizione Brigidella, poi la progressione dalla coda da parte di Buzz Stecca. Buzz Stecca progredisce velocemente sul rallentamento imposto dal leader. 39 il secondo quarto per Buzz Stecca, perviene così su Bomber B dopo 1 chilometro in 1,15,9. Insiste Buzz Stecca, attacca Bomber B, a contatto cerca di restare Baria Ama con in schiena Brigidella, ultimi 500 metri di gara. Insiste Buzz Stecca su Bomber B che si oppone, 400 alla conclusione, parziale ora in 14,3. Bomber B replica Buzz Stecca che rimane comunque lì ma sbaglia. E così Baria Ama in seconda posizione, seguita da Brigidella. Completamento della curva finale con in vantaggio Bomber B. 8, Prova a spostare Stecca, però squalificato. Baria Ama che va all'attacco di Bomber B a 100 dalla conclusione. Bomber B è raggiunto da Baria Ama, finale con Baria Ama che passa su Bomber B e viene a vincere nettamente sul traguardo. Secondo posto per Bomber B, al terzo è Brigidella, 1,14,4 con 29,4 a chiudere. La vittoria per la favorita Baria Ama, Leonardo Vastano in sediolo che raddoppia così la vittoria ottenuta in apertura. Il training è sempre di Nicola Merola, vittoria per Baria Ama che allo speed ha ragione di Bomber B, terzo posto per Brigidella.